Io ho scritto già da un mese e mezzo che avviso i miei clienti che i saldi da me partiranno il 15 di agosto, perché prima non hanno senso. I saldi di fine stagione devono essere fatti a fine stagione. Punto. Anticipare i saldi al 3 di luglio per Nicoletta Nalin, titolare dello storico negozio di camicie Genti in Pescheria a Treviso, è un po' come vendere i panettoni a novembre o la colomba a marzo. Ecco perché nel suo negozio da sempre c'è un angolo destinato al fine serie con le offerte, mentre i veri saldi inizieranno più tardi, come una volta. Come hanno reagito i suoi clienti? I miei clienti hanno reagito bene, io sto lavorando più di prima. Perché la gente, al di là del fatto che non gliene importa più niente a nessuno dei saldi veri e propri, perché i saldi li trovi tutto l'anno, in certi negozi li trovi tutto l'anno, è serietà. Serietà, non partire fuori stagione, così Nalin tira dritto. Lo scorso anno in Veneto i saldi sono iniziati con il mese di agosto. Una posizione espressa a gran voce anche dall'Associazione dei Commercianti Veneto Imprese Unite, in netta contrapposizione con quella definita invece più morbida adottata da Federmoda. Ha fatto un po' specie anche circa un mese e mezzo fa a sentire Federmoda, che comunque era contraria a questa partenza anticipata, però non ha avuto il peso, la forza e forse neanche la grinta per opporsi veramente alla conferenza delle regioni. L'associazione chiede di poter rientrare a far parte dei tavoli di discussione, insomma avere un peso nell'azione di lobby della categoria. La merce, spiegano, oggi in vendita, a causa del ritardo nelle forniture dovuto al Covid, spesso non fa nemmeno a tempo ad essere venduta a prezzo pieno. Chi ha aderito ai saldi lo ha fatto per necessità. Spesso la merce arriva sugli scaffali già in saldo, già scontata. Purtroppo però è una conseguenza anche a quello che sta imponendo l'e-commerce e le grandi catene, ovvero svendite che ormai vanno avanti tutto l'anno, sconti e promozioni che vengono fatte passare per diversi motivi con alcuni sotterfugi, controlli che spesso non arrivano e quindi i negozi, le piccole botteghe per sopperire a questo gap hanno bisogno di fare comunque le svendite il prima possibile.